Quando al 31esimo del secondo tempo Bonanno ha portato in vantaggio il Modica è esploso lo stadio e tra i 2000 che hanno esultato in molti si sono immaginati zio Pietro Scollo alzarsi dalla panchina e correre ad abbracciare i suoi giocatori, altri hanno rivisto Antonia Urnia alzarsi dalla tribuna con il pugno al cielo. Sensazioni ed emozioni di un ritorno a casa del Modica Calcio che tra commozione, suoni e colori è tornato alla struttura che per un ventennio ha visto scrivere alcune delle pagine più belle di storia rossoblù. Allora Polisportivo Caepina, oggi Pietro Scollo in omaggio della storia della squadra della Contea. Prima del fischio d'inizio si rinnova il gemellaggio tra Modica e Vittoria, non solo tra le tifoserie, visto che la proprietà del Modica, Pitino e Gugliotta, scambiano con il presidente del Vittoria Pinnolo le sciarpe rosso-blu e bianco-rosse in segno di amicizia tra i due sodalizi Blay. Partita più importante non poteva esserci, visto che a Modica arriva il Vittoria dalle grandi firme. L'ultima, forse la più prestigiosa, è quella di Andrea Russotto, nominato nel 2007 tra i 50 migliori prospetti giovani del calcio mondiale, che fa il suo esordio in maglia biancorossa a 48 ore dalla firma. L'ex Napoli agisce insieme a Cocimano e Lucarelli alle spalle dell'ex Vitelli, un potenziale da paura per Campanella. A completare l'11 vittoriese Malandrino tra i pali, Lopizzo, Zappalà, Amenta e Lorenzo Cappello a comporre la linea di difesa, il cervello di Bossa e i polmoni di Solomon a reggere il centrocampo. Nel Modica Raciti deve rinunciare all'infortunato Maimone e allo squalificato Mollica. Davanti a Romano troviamo Sangaré, Insidis e Simone Brugaletta. A centrocampo Sessa, Capitan Valenza, Cappello, Aliotto e Asero. In avanti la coppia, tutta palermitana, Savasta, Bonanno. Prima emozione al 6° minuto, è proprio Russotto che conclude appena entrato in aria, ma trova l'opposizione del sempre attento Romano. Il Modica risponde dopo 2 minuti con Asero che conclude al lato di poco. Al 18esimo ancora Vittoria, Cocimano conclude, parata di Romano, riprende la sfera Russotto che conclude a fil di palo. La partita scivola fino alla fine del primo tempo con pochissime occasioni ma molto agonismo. Alla fine saranno ben 8 gli ammoniti equamente divisi. Nella ripresa ci prova Cocimano che dimostra perché vince campionati a ripetizione. Splendido dribbling e conclusione, ancora una volta non precisa. Al 15esimo Campanella manda nella mischia l'ex Cacciola per l'infortunato Cappello. L'accoglienza del pubblico di casa non è certo da rimpatriata, ma come quella di chi vede la propria ex con il nuovo compagno. Saranno fischi ad ogni tocco di palla di Cacciola, che al 23esimo lascia partire un pericoloso tiro cross sul quale Russotto ci mette lo zampino, ma la palla finisce ancora fuori di poco. Quando l'11 di Campanella sembra poter affondare, arriva la svolta della partita. Floro Valenza onora la fascia che porta al braccio e lascia partire un cross telecomandato sulla testa di Tommaso Bonanno, lasciato colpevolmente solo dalla difesa biancorossa. Il numero 92 del Modica sfrutta al massimo l'unico svarione dell'ottima retroguardia del Vittoria e continua il suo momento magico. Bonanno torna a far esultare il Pietro Scollo a 5 anni dall'ultima volta. Colpito dallo svantaggio il Vittoria si butta testa in avanti a caccia del pareggio e porge inevitabilmente il fianco alle rapide ripartenze del Modica. Al 39esimo Sessa lancia nello spazio Bonanno che viene però ipnotizzato da Malandrino, bravissimo a rimanere in piedi fino alla fine. L'ultimo brivido è di marca ospite, Romano esce con i pugni, la palla arriva da Menta che conclude da lontano, palla fuori di pochissimo. Passato lo spavento i tifosi rossoblù, quasi in apnea, trattengono il fiato fino all'8° minuto di recupero prima di esplodere e celebrare la giornata perfetta. Al ritorno al nuovo Pietro Scollo e alla 5ª vittoria consecutiva si aggiunge anche il primato in classifica grazie alla sconfitta dell'Avola. Per il Vittoria, 3° campanello d'allarme in 8 partite. La distanza dalla vetta è di solo 4 punti, anche se in mezzo ci sono già 5 squadre.